Guarda che roba, guarda che roba. Guarda che roba che l'ha. E qua vi fa vedere quanta sangue che l'ha perso. È uscito dall'ospedale, ma non riesce a chiudere gli occhi, troppa paura, ancora trema. Renzo Durante, 82 anni, è stato colpito alla testa con un oggetto contundente, malmenato e strattonato da 2 malviventi che si sono introdotti nella notte nella sua abitazione. Quanta paura! Tanta, ma tanta, ma tanta, ma tanta. Non stavo più in piedi. Eppure le dà che trema. Nella sua mente impressi quei drammatici minuti, quando ha sorpreso i malviventi all'interno della camera da letto dove stava dormendo con la moglie Giuliana, 81 anni. Ero dietro a dormire, in un certo momento mi sveglio, mi li vedo davanti, mi hanno preso come un gatto, proprio un disastro, un disastro. L'hanno subito colpita? Dopo poco col martello un colpito, dopo poco un altro colpo e il terzo sono riuscito a fermarlo, altrimenti mi davano un colpo e restavo là. Mi hanno preso il braccio dell'orologio e hanno fatto di tutto di più. È caccia ai malviventi che dopo aver portato via un Rolex e qualche centinaio di euro si sono dileguati. Sotto il letto dei coniugi sono state trovate delle fascette da elettricista. Cosa volevano fare i banditi? Legare i 2 anziani? Le indagini dei carabinieri stanno cercando di capire anche questo. E ora qua sul letto, mi sa, mi dormire là e qua e io avanti, entrare di qua. Non vi dice quanta paura che c'è, vedi, tutti imbavagliati, solo gli occhi, una tuta nera, e cappuccio, tutto e basta. Io non a parlare una parola. Mi non sentiva parlare, mi guardava di salvare lui. Io ho rimesso un colpo in camicia a testa che mi fa male qua. E un colpo sulla spalla che mi uso di allontanarmi da lui. È stata lei, Giuliana, a prendere il marito, caricarlo in macchina e andare in ospedale, sotto shock, anche il figlio della coppia. Guardi, io non ho parole, guardi, sono stati grandi. Perché 80 anni fare così una cosa, sono stati grandissimi. Perché veramente trovarsi in una situazione così e partire, mia mamma, portarlo in ospedale alle mezzanotte e mezza, ragazzi, solo a pensarci, non so neanche quanta gente, quante persone riesce a fare una cosa del genere. Lei ha detto una cosa, siamo vivi per miracolo. Sì, siamo miracolati